Ecco qua, adesso Già si vede va. che è proprio morbida. Guarda. Sì, una bella fetta, zia Teresa, Sì. mi raccomando. Mo te la già fa assaggiare. Eccola qua, mamma mia, zia Teresa, già racca. Ecco qua. Guardate qua come direbbero i pizzaioli, la struttura. Zia Teresa, Uè, Davide. buongiorno. Buongiorno. Ma che sono questi spaghetti così sottile? Guarda come l'ho fatto. Con la Con ricotta? la semolina. Ma facciamo che spaghetti. Ah, quindi vogliamo fare un Un migliaccio. bello migliaccio. E questo qua è il migliaccio che non si fa, diciamo, proprio a Napoli. Questo si No, fa solo nei miei paesi. nei paesi barra, Abbiamo quartiere di Napoli, barra, abbiamo San fatto Giorgio. vedere quello napoletano. Sì. Mamma fare pure nei paesi. Quindi qui siamo migliacci che capellina. Che capellina. Ecco il perché di Ecco questi qua. spaghetti. E mo ve lo faccio vedere come si fa. Questa è un'altra proprio variante, Sì. appunto, che si fa nel quartiere di Barra, San Giovanni, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Castellammare. Ercolano, Portici. Tutti i paesi. Diciamo la zona vesuviana, la zona Invece a Napoli si fa con la semolina. o semolina, no. Là si fa con i fillolini. Mezzo litro di latte. Mezzo litro di latte, ok. E aspettiamo che esce a bollere, come fosse l'acqua. Mettiamo un pizzico di sale, proprio come fosse che sta scaldando la pasta. Eh sì, solo che facciamo con latte. Sì. Poi ci Facciamo mettiamo bollire e buttiamo la pasta. le capelline. E poi facciamo il resto della roba. Va bene. Ok? Allora, zia Andrea, adesso Adesso aggiungo mezzo chilo di ricotta. mezzo chilo di ricotta perché dobbiamo fare il ripieno di Sì. questo migliaccio, giustamente, che Sì. dopo si andrà a mischiare il tutto Ognuno con di queste è 250 i grammi. capellini. Questi sono da 2,50 all'uno, quindi Allora in giusto totale. mezzo chilo. Poi vedo 6 uova Sì. e dopo la ricotta Aggiungo lo zucchero, 300 grammi. 300 grammi di zucchero. Iniziamo già a impastare. Sì, macchinare tutte e due, vedi? 6 Ecco. uova. Adesso 6 uova. La tecnica di zia Teresa da notare. Davide, adesso vado a sciacquarmi le mani. Ovviamente dopo Sì, le dopo uova. sì. Adesso una bustina di vanillina. Sì, Eccola qua. per fare un po' a durare, sai? Certo. Un Quindi bel mettiamo raddore di limoncello una e abbiamo tazzina di fatto limoncello. tutto. Iniziamo prima con questa spatola. E poi dopo andiamo a frullarli. Sta bollendo. Sì. Ecco qua. E Ecco noi qua. mettiamo i nostri capellini, gli spaghettini. I spaghettini come facesse, come fosse l'acqua invece il latte. Li facciamo cuocere qualche minuto. Sì, qualche minuto perché sono proprio fino. Allora, zia, i nostri capellini si sono raffreddati dopo che li abbiamo buttati nel latte. Eccoli Sì. qua, si sono anche proprio belli asciugati. E mo li aggiungiamo alla ricotta, il composto di prima, e frulliamo tutto. Ecco qua. E adesso andiamo a frullare il tutto. Ecco qua. Ecco Abbiamo qua. mescolato tutto. Nella base del nostro bellissimo ruoto, che bello rosso. Ecco qua, mettiamo un po' di burro smalmante, Ecco qua. vedi? Ecco qua, abbiamo Mettiamo frullato il tutto. tutto. Ecco, tutto nel ruoto. Vedi? Zia Andrea, adesso andiamo in forno, E lo mettiamo a 180 per un'oretta. quindi un'oretta a 180, poi ovviamente controllatelo Poi sempre. controlliamo sempre E ci mangiamo un ghiaccio. e ci facciamo un ghiaccio poi i fillolini. Eccolo qua. Guarda, È gigantesco. E che mi ghiaccio. ora facciamo raffreddare un po' e poi tagliamo. Zia Andrea, anche un po' di zucchero a velo. Sì. A concludere. O la fa sì. proprio. Che si è raffreddato, ora lo togliamo e andiamo ad assaggiare Ah, sì, una no. fetta. I gente che mi osservano che fanno questo qua dice no, non è così, ha da fare così. E invece io devo fare tutto completo. È vero, è vero. Eh. Le critiche sono sempre Le critiche, dietro sì, l'angolo. sì, sempre sì, dietro molto. l'angolo. Ecco qua, adesso Già si vede va. che è proprio morbida. Guarda. Sì, una bella fetta, zia Teresa, Sì. mi raccomando. Mo te la già fa assaggiare. Eccola qua, mamma mia, zia Teresa, già racca. Ecco qua. Guardate qua come direbbero i pizzaioli, la struttura. Eccolo qua, zia Teresa, andiamo a provarlo. Guardate come sono belle capelline a Ind. Eccolo qua. È buonissimo anche questo. Quello e questo sono due buonissime. Favorite assaggiate però. È troppo buono. Favorite che consolato.